Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio. In apertura non può che esserci l'anniversario del terremoto in Friuli, 50 anni dal sisma, TV12 da questa mattina in edizione straordinaria e noi quindi seguiamo subito il servizio che hanno montato sulla cerimonia di apertura, la cerimonia dei Vigili del Fuoco, ripercorrendo le emozioni e i ricordi di quel giorno. Il pensiero va alle vittime di questo disastro che è stato tra i più devastanti del secolo scorso. Migliaia di vittime civili, anche 4 vigili del fuoco deceduti. Oggi, 6 maggio, ricorre il 50° anniversario di quel terremoto che ha scosso, danneggiato prima e distrutto poi il Friuli intero. E nessuna costruzione può resistere se non è dotata di, prima di tutto, fondamenta stabili. Le nostre radici, le nostre fondamenta sono le persone che hanno lavorato prima di noi. Si dormiva in macchina, questi cani nel niente cominciano a sgarfare, si venivano fuori, tiravano in parte, tornavano lì. Dopo 11 giorni la persona sotto era ancora viva. Il viale Tricesimo era diventato da 4 corsie, le estreme la viabilità lenta, le centrali pieno di vetture coi fanali lampeggianti e fazzoletti che portavano giù, non c'erano ambulanze, pochissimo, è tutto buio. Io ho questo ricordo che quando si arrivava vicino ai paesi, che tremava spesso forte, e si vedeva la polvere. Una semplice riflessione, un ricordo ai caduti, una testimonianza per il presente e per il futuro e sicuramente un grande esempio di umiltà, di rinascita e di impegno sociale da parte di tutti i componenti. È stato bellissimo ricordare l'aspetto della ricostruzione, ma la nostra memoria, il nostro ricordo va anche a quanti hanno lasciato la vita nel momento del soccorso. Il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio è non vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Per Santa Barbara Martire. Così sia. Ed ora invece vediamo la deposizione della corona da parte degli alpini. Conti un momento, se si dice di che brutta serata. Sono ancora troppo grandi le emozioni anche a 50 anni di distanza. A 50 anni dal terremoto del Friuli, la sezione ANA di Gemona non dimentica ovviamente chi è andato avanti quella sera. Tra le note del silenzio si alza la bandiera e viene deposta la corona sulla targa commemorativa. E questo è il primo step della giornata della commemorazione. Ognuno rivive la tragedia a suo modo, rievocando un momento drammatico per tutti. Beh, diciamo che per me il 6 maggio è una data molto ma molto importante perché avendo perso anche un fratello in quella tragica notte, avendo feriti mio padre e mia sorella, cioè ho tanti ricordi che se li elenco tutti adesso come adesso diciamo che andremo per le lunghe, però sicuramente questo evento e queste cerimonie di ricordo sono veramente toccanti perché mi riportano sempre indietro a quello che ho passato io, seppur avevo nemmeno 9 anni, 8 anni e mezzo, qualcosa mi ricordo. Un segno indelebile da cui si è ripartiti con forza per onorare proprio la memoria di chi non c'è più.
momento importante, rendere omaggio a queste vittime, e quindi vi ringrazio veramente di cuore a nome di tutti gli alpini della sezione di Gemona. Grazie a tutti. E noi continuiamo a seguire l'anniversario, il 50 anni dal terremoto del Friuli. Ricordatevi anche che dalle 13:30 sulle reti di Media Nord-Est ci sarà la diretta con le celebrazioni a Gemona con il Presidente della Repubblica e la Premier, e seguiremo questa diretta con la nostra emittente TV 12. Noi ora sentiamo invece le testimonianze raccolte dai colleghi. Sì, bisogna essere presenti, non si può mancare in queste circostanze importantissime per la vita della comunità e per quello che è successo e per quello che abbiamo fatto, che deve essere una lezione anche a capire come si devono fare le cose, non sperperare le forze ma arrivare a fare il lavoro, a concluderlo, quello è importante, ecco. Io ero un bambino, però insomma sono i primi ricordi vividi di quella tragedia e anche la consapevolezza di un percorso che poi tutti quanti, gli adulti e anche noi bambini dovevamo fare per ricostruire, chi doveva ricostruire e noi per cercare di dare il nostro impegno e il nostro sostegno alla famiglia. E quella notte purtroppo... Qua in caserma, all'autore. Sì, eravamo qua, tutti noi qua. Ecco, lei è riuscito a uscire in tempo? Io quella sera ero qua fuori dalla caserma, al deposito carburanti, ero di guardia quella sera lì. Sono stato anche fortunato nel male. Posso solo immaginare cosa ha visto. Solo fumo, fuoco, polvere, di tutto. Una cosa brutta, perché anche facevo servizio con l'ambulanza, la prima chiamata era quella di portare fuori i sacchi per le povere persone che erano decedute, quindi si andava fuori e si vedeva cose inimmaginabili. Non riconoscevo più niente, dico la verità, non si sapeva se era questa la nostra camerata o meno, era tutto distrutto. Il solo macelli è che solo col tempo mi sono un po' reso conto di quanto era successo. Mia camerata era al secondo piano del gruppo Conegliano e la mattina il mio comandante mi ha fatto questo permesso per ritirare le chiavi, la volgetta delle chiavi per l'armeria, perché sono diventato armiere la mattina del 6 maggio. E la sera è crollato giù tutto, naturalmente. Quanto è rimasto sotto le macerie? Io sono rimasto circa un'oretta sotto la macerie con un altro gruppo di ragazzi che erano la maggior parte di Treviso, zona di Treviso. Ecco, dove si trova lei? Siete tutti riusciti a uscire vivi? Sì, con qualche graffio, ma comunque tutti siamo usciti vivi senza grossi problemi, però comunque c'erano le scale rovinate, c'era un po' di casino per uscire, ecco. Ed ora invece vediamo insieme il video con le immagini di quel terribile giorno. Nel 76, il 6 maggio, capita il terremoto, violentissimo. Alle 9 di sera, una scossa che dura quasi un minuto. Io mi trovavo, come ufficiale sempre presente, mi trovavo in autorimessa. Ho dato la disposizione di far uscire tutti gli automezzi di soccorso dalle autorimesse che avevamo, in modo che stiano in cortile, che se capita un'altra scossa non rischiamo anche i mezzi che possono far del bene agli altri. Le squadre operative erano subito pronte a intervenire, ma non si sapeva dove andare. Il tempo passava ed ancora nessuna richiesta di soccorso arrivava al comando. E quindi con l'autista della macchina di servizio siamo usciti dalla caserma, ho detto non sappiamo dove andare, sicuramente le persone non ritornano in casa per telefonare e chiamare i soccorsi, quella volta c'era il telefono fisso, diressi in ricognizioni verso nord dove sono le spinte dei terreni
per individuare l'estensione e la gravità dei danni provocati dal terremoto. Mi colpì subito il buio profondo, la mancanza di energia elettrica. Tutto era avvolto da una spessa e sconfinata nube di polvere. Ricordo bene che siamo usciti, come ha spiegato lui, con la macchina. Di particolare mi ricordo che tutti i ponti erano alzati di un 50 centimetri. No, il primo l'ho pigliato bene, il resto sono stato attento. E nel mio percorso notturno ero ormai giunto in prossimità di Gemona del Friuli. Bastò un semplice sguardo per comunicare via radio che quanto finora era stato segnalato per Gemona del Friuli andava moltiplicato per 100. Fummo colti entrambi da un intenso senso di sconforto, da un'angoscia profonda e da un sentimento di completa impotenza e grande vulnerabilità. Da dove incominciare? Ben presto gli altri comandi provinciali, dei Vigili del Fuoco, che ascoltavano il canale radio operativo di Udine, canale 12, iniziavano i preparativi per quello che sarebbe stato un tempestivo, massiccio, prolungato intervento in Friuli. Poco dopo ci unimmo a una squadra operativa del comando provinciale di Udine appena arrivata a Gemona. Mi avvicinai ancora di più e intravidi il volto polveroso con 2 occhi spalancati e lo sguardo fisso di una bambina che piangeva in assoluto silenzio. Richiamai indietro la squadra. La struttura viene tagliata in poco tempo. La bambina viene portata all'esterno attraverso il solito lucernaio e consegnata ai sanitari presenti sulla strada poco distante. È stato per tutti i componenti della squadra antincendio un momento di estrema gioia e di soddisfazione. Era il nostro primo soccorso con esito pienamente favorevole. E vi ricordo ancora che dalle 13:30 a 13:40 in diretta sulle nostre reti, sulle reti di Media Nord-Est, le celebrazioni con l'arrivo del Presidente della Repubblica e della Premier. Ed ora lasciamo questo argomento, andiamo subito a Treviso invece per parlare di uno degli argomenti che sta continuando a far discutere a Treviso, che è quello dei migranti. Per noi la vedo già sullo schermo in diretta la nostra Marta Marangoni insieme a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Vedo anche Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Marta, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, siamo in Piazza dei Signori sotto la prefettura di Treviso perché qui venerdì ci sarà il prossimo incontro dedicato appunto a questo tema che sembra non trovare una soluzione. Sappiamo che oggi terminerà l'accoglienza in hotel di questo gruppo di migranti che erano stati sgomberati dal Park dal Negro, 2 settimane che sono state pagate da 2 imprenditori, benefattori, un imprenditore e un'imprenditrice. Oggi termina l'accoglienza e attualmente al momento non si sa dove andranno questi giovani lavoratori a partire da questa notte. Venerdì l'incontro qui in prefettura che è stato sollecitato da più parti, tra queste anche partecipare il presente, che è questo nuovo soggetto, diciamo, che riunisce tutta una serie di associazioni del territorio, datoriali, quindi degli imprenditori, sindacali, del mondo del volontariato, che chiedono sostanzialmente un cambio di passo nell'affrontare la questione dell'accoglienza e dell'alloggio soprattutto dei migranti, e proprio per questo venerdì si farà il punto sulla possibilità di creare un nuovo ufficio casa dedicato proprio ai migranti. Qui con me c'è Antonella Tocchetto, consigliere comunale del PD. Una questione, Tocchetto, che sembra non riuscire a trovare una soluzione. Allora, sicuramente è molto importante l'allargamento del tavolo con Partecipare il Presente, che è un'associazione che ha sindacati e anche imprenditori, perché è molto importante che il mondo dell'imprenditoria, che peraltro utilizza, diciamo così, come lavoratori questi migranti, intervenga. Questi hanno bisogno di una casa e anche la possibilità di spostarsi agevolmente con dei mezzi pubblici. Io spero che questo tavolo così ampio sia veramente fonte di una soluzione. Noi non possiamo chiudere gli occhi davanti
sicuramente delle persone che comunque scappano da situazioni di difficoltà e vederle dormire per terra in una nostra società e una città insomma che è anche molto caritatevole, soprattutto è molto aperta al sociale, un intervento deve essere fatto. Gli imprenditori possono veramente dare un aiuto e io sono molto fiduciosa per il tavolo del venerdì, di venerdì prossimo, chiesto anche da tutte le minoranze, dal centro-sinistra. Ecco, peraltro è un problema questo che si è manifestato a Treviso, ma non riguarda solo Treviso, ovviamente. Infatti anche in sede di Consiglio provinciale, dove sono consigliera, l'ho rimarcato, nel senso che è necessario che si apra anche ai comuni contermini, perché questi lavoratori non lavorano solo a Treviso, lavorano da Paese a Conegliano e mi tengo molto larga, per cui è necessario che a questo tavolo ci sia anche l'intervento degli altri comuni, perché non può gravare ovviamente tutto sul comune di Treviso. Ecco, questa dunque al momento la situazione. Intanto in queste ore a ridosso appunto del termine dell'accoglienza in hotel è stata diffusa una lettera aperta dall'imprenditrice benefattrice che ha pagato l'ultima settimana di accoglienza, una lettera aperta nella quale la donna spiega le ragioni che l'hanno portata a questa iniziativa e lancia anche un appello proprio di coinvolgimento degli imprenditori. Sentiamo. Molti anni fa, quando andai a lavorare in Germania, io stessa ebbi difficoltà ad avere una casa in affitto perché straniera, nonostante fossi europea, avessi un contratto di lavoro e parlassi un po' tedesco. Inizia così la lettera aperta dell'imprenditrice che ha offerto la seconda settimana di ospitalità in albergo ai migranti sgombrati dal Parc del Negro. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'imprenditrice, che vuole restare anonima e ha diffuso le sue parole attraverso Mirella Tuzzato, spiega le ragioni per le quali vuole dare una mano ai lavoratori stranieri senza casa. Noi veneti siamo gente pratica, sappiamo bene che i lavoratori stranieri ci servono come il pane. Le nostre famiglie ne hanno bisogno per la cura della casa e degli anziani, nei lavori agricoli e nei ristoranti, scrive l'imprenditrice. Abbiamo un calo demografico da paura e i contributi di questi lavoratori al sistema pensionistico e alle casse dello Stato ci servono. È un ragionamento pragmatico quello dell'imprenditrice, pur consapevole delle difficoltà di vivere insieme a persone con cultura, lingua e religione diversa dalla nostra. Usiamo i fondi di garanzia per i proprietari di case, scrive l'anonima benefattrice, i servizi di mediazione culturale per essere sicuri di far capire come si vive in condominio, come funziona il contratto. Non è per niente facile, ma se entrambe le parti si impegnano si riesce giorno per giorno, e conclude con altrettanto pragmatismo. Ci conviene. Ecco dunque queste le parole dell'imprenditrice. Ci conviene, dice, perché questi migranti comunque garantiscono anche le pensioni, il pagamento delle pensioni con il loro lavoro, con i loro contributi, lavorano appunto nelle aziende, nei bar, nei ristoranti piuttosto che nelle famiglie. Certo non è facile una convivenza tra persone con culture, abitudini, religioni diverse, ma tutti insieme ce la si può fare. Allora, io ho letto attentamente quello che ha detto l'imprenditrice e lo trovo molto giusto. Ricordiamoci anche che questo non è una situazione momentanea, sarà una situazione strutturale nei prossimi anni, perché ci saranno fortissime immigrazioni come stiamo provando anche nella nostra realtà in questi ultimi anni, quindi bisogna anche trovare delle soluzioni che possano nel tempo essere delle risposte serie alle persone che si spostano da situazioni di difficoltà e vengono qui dove c'è anche una richiesta di lavoro, come dicono gli imprenditori. Quindi gli imprenditori devono anche occuparsi di trovare dei posti per dormire. Mi pare molto interessante quando la Regione Veneto ne avesse parlato di questo, avesse anche cercato di creare un tavolo strutturale dove c'erano più forze imprenditoriali anche per la costruzione di nuove abitazioni, ma di fatto nulla si è fatto. Ecco, è un problema serio che bisogna affrontare con grande attenzione e soprattutto sapendo che non sarà solo un problema di questi mesi o di questi anni, ma sarà un problema strutturale.
Ecco, nel frattempo, Daniela, si sta muovendo anche la Camera di Commercio di Treviso Belluno, che in collaborazione con le Camere di Commercio estere sta proprio organizzando il trasferimento in Italia di lavoratori che però vengono formati nel loro paese e che quando arrivano qui hanno già comunque una rete che in qualche modo li può supportare nell'accoglienza. Sentiamo quindi il servizio e poi la linea torna allo studio. Costerà almeno 100.000 euro risistemare con sbarre elettriche anti-intrusione il Parc dal Negro. I lavori inizieranno e si concluderanno in giugno. Un'opera che si rende necessaria, dicono, per evitare che il parcheggio torni ad essere luogo del bivacco notturno di giovani richiedenti asilo e senza fissa dimora. Un investimento che sarà sostenuto anche da Ascom Confcommercio, che è tra i comproprietari del parcheggio. E mentre una quindicina sono già tornati a dormire proprio lì, alcuni anche rifiutando la soluzione proposta dell'albergo a Monastier da parte di una generosa imprenditrice, da Belluno il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, illustra le nuove opportunità alle quali sta lavorando in un percorso condiviso a livello internazionale. Noi stiamo lavorando con la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, quindi con Asso Camera Estero, per mettere in campo un progetto pilota assieme all'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale Migranti, che fa capo alle Nazioni Unite, dove vede alcuni paesi dell'America Latina, dall'Ecuador al Perù al Guatemala, di poter portare qui professionalità e competenze. Verranno formati noi abbiamo scelto l'Ecuador come paese, verranno formati in Ecuador. Fatte salve le reciprocità del riconoscimento del titolo di studio, anche le OS verranno formate in italiano, in modo da arrivare nel nostro paese già pronte ad entrare in servizio. Una soluzione che si rende quanto mai necessaria, visti anche gli ultimi episodi cittadini e che lo hanno riguardato anche personalmente. Conte ha fatto bene, non è un problema solo di Treviso, ma basta andare a Padova, basta andare in tantissime altre nostre città. È ormai insostenibile, la gente non è più tranquilla. Io conosco personale della Camera di Commercio a Treviso che parcheggia, un parcheggio custodito dove dentro c'è di tutto e di più, che questi qui fanno il bello cattivo tempo. Uso questo termine per non usare altri termini. Bello cattivo tempo intendo siamo uomini, donne che abbiamo bisogni fisiologici che vengono fatti davanti. Questa mattina ne ho avuto l'esempio anche davanti alla Camera di Commercio. E noi continuiamo ora con la cronaca, andiamo subito a Padova perché c'è stata un'operazione della finanza contro la criminalità cinese. Ci racconta tutto Marta Zatta assieme a Federico Cibotto. Marta, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è stata di fatto smantellata una vasta rete criminale di matrice cinese da parte della Guardia di Finanza di Padova. Nell'operazione sono state arrestate 8 persone per traffico di stupefacenti e denunciate 24 persone per i reati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale, detenzione di abusivo di armi e gioco d'azzardo. L'operazione ha riguardato oltre a Padova anche diverse province del Veneto, tra le quali Verona, Treviso, Venezia e non solo. Ma ascoltiamo tutti i dettagli dell'operazione direttamente dal capitano Daniele Leonetti, che è il comandante della Guardia di Finanza di Padova. Abbiamo sequestrato quasi 3 kg di sostanze stupefacenti, prevalentemente metanfetamine, che venivano ritirate in provincia di Prato per essere spacciate a Padova, oltre che nelle province di Verona e Milano. Inoltre è emerso un canale di approvvigionamento dalla Spagna, in particolare da Madrid, attraverso l'invio di pacchi postali che siamo riusciti a intercettare. Un'operazione proprio concentrata sul territorio, sulla provincia padovana e non solo. I nostri controlli, congiuntamente a quelli della polizia locale, hanno riguardato la stazione ferroviaria di Padova, i quartieri Arcella e Stanga, ma abbiamo anche svolto approfondimenti in comuni dell'Interland come Cadoneghe, Vigonza, fino ad arrivare a Pieve di Sacco e Terrassa Padovana. Inoltre è stato importante pedinare gli indagati avvalendoci di vari strumenti di natura tecnica fino a comprendere
comprendere la natura delle loro frequentazioni, ed è stato qui che abbiamo accertato il loro riunirsi in locali notturni padovani, ristoranti, in una bisca clandestina che è stata poi sottoposta a sequestro, finanche presso il Casinò di Venezia. Questo però non è l'unico duro colpo inferto allo spaccio di droga a Padova. Un'altra operazione, questa volta condotta dalla squadra mobile della Questura di Padova, ha visto il sequestro di 2 kg di cocaina purissima nella zona est di Padova. In questo caso sono stati arrestati componenti di una banda albanese. Noi vediamo adesso la ricostruzione dell'operazione nel servizio di Valentina Visentin e poi la linea può tornare allo studio. Tagliata e confezionata, si sarebbe trasformata in oltre 6.000 dosi che avrebbero fruttato più di 300.000 euro. Il carico di cocaina purissima è stato intercettato e sequestrato dalla squadra mobile di Padova, che ha arrestato 3 trafficanti albanesi, un 32enne, un 34enne con precedenti e un 50enne incensurato. I poliziotti impegnati in un controllo del territorio avevano notato in zona Padova Est un incontro sospetto. L'appuntamento prima tra 2 auto che poi avevano raggiunto un furgone che li aspettava invece in un autolavaggio della città. È qui che è avvenuto il primo scambio. Il blitz della polizia ha permesso di sequestrare una mattonella di cocaina in sasso di oltre 1 chilo. All'interno dei mezzi gli agenti hanno poi ritrovato un altro 1,5 chili di droga. I 3 sono stati arrestati. Il 34enne albanese residente a Padova risultava condannato a 4 anni di carcere dopo un arresto nel 2021, quando era stato trovato alla guida di un furgone che trasportava 1 chilo di marijuana. Il connazionale 32enne invece risulta residente a Selvazzano e ha precedenti per spaccio. Aveva appena finito di scontare gli arresti domiciliari perché era stato trovato in possesso di cocaina nel 2025, mentre nel 2022 era stato arrestato mentre trasportava in auto oltre 12 kg di droga. Il 50enne invece è incensurato. La droga sequestrata è risultata cocaina purissima, destinata ad essere smerciata nella piazza padovana. Avrebbe fruttato oltre 300.000 euro. La cronaca ci porta ora invece a San Nazario nel Vicentino, dove c'è stato un rogo in un'abitazione. Per noi sul posto Monica Smiderle ed Andrea Benetti. Monica, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Daniela, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, ci troviamo in località San Marino di San Nazario, nel comune di Valbrenta. I vigili del fuoco sono all'opera, ma ormai hanno terminato le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha interessato la canna fumaria e il sottotetto dell'abitazione che vedete alle mie spalle. Provvidenziale è stato l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Bolzano. Attualmente invece stanno operando quelle di Vicenza e di Bassano del Grappa. Bolzano che stava passando lungo la strada statale 47 Valsugana, che si trova a poche decine di metri da questa strada invece secondaria. Si stavano spostando dal Trentino Alto Adige verso Vastagna perché sono in programma delle esercitazioni. Passando lungo la statale hanno notato il fumo e le fiamme uscire dalla canna fumaria dell'abitazione, quindi si sono fermati, sono riusciti a raggiungere questa strada secondaria e hanno dato l'allarme anche i proprietari di casa, che dall'interno non si erano accorti di nulla. Quindi veramente provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco di Bolzano, che adesso si sono allontanati e si sono diretti appunto a Vastagna per le esercitazioni che sono in programma nella giornata di oggi. Le operazioni sono ormai concluse, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione, le fiamme sono state circoscritte alla canna fumaria e al sottotetto. Fortunatamente la casa ha danni veramente limitati. All'interno dell'abitazione al momento del rogo c'erano 2 persone, un'anziana signora e il figlio, entrambi illesi. La signora sotto shock è stata portata a casa della figlia. Insomma, ormai i vigili del fuoco hanno concluso, hanno appena terminato le operazioni anche con l'autoscala. Vi ricordo, sono le squadre dei vigili del fuoco di Vicenza con l'autoscala e l'autobotte invece da Bassano del Grappa. Se non ci sono domande, Daniela, la linea torna allo studio. Grazie davvero a Monica. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con altra cronaca ed altri collegamenti.
Siamo tornati nuovamente in diretta, siamo in studio e continuiamo con la cronaca dal Vicentino. Linea dura dell'amministrazione per contrastare lo sfruttamento della prostituzione, si intensificano i controlli da parte della Polizia Locale di Vicenza e scattano le multe ai clienti. Per noi Luisa Bertini con Simone Squarcina, il comandante della Polizia Locale di Vicenza Massimo Parolin. Ci troviamo in Viale San Lazzaro in compagnia con il comandante della Polizia Locale di Vicenza Massimo Parolin, perché in quest'ultimo periodo si sono intensificati i controlli contro lo sfruttamento della prostituzione che hanno portato anche ad elevare 12 multe. Di cosa si tratta? Sì, abbiamo intensificato i controlli lungo questa direttrice di marcia, quindi Viale San Lazzaro e Via Re Verona, che effettivamente dove trova luogo la prostituzione, non così in maniera esponenziale, ma comunque è presente. Lo sfruttamento della prostituzione è un reato e quindi va accertato attraverso delle indagini, ma ciò che noi vogliamo colpire effettivamente, specialmente in questo periodo, è stato effettivamente l'approccio dei clienti verso le prostitute, quindi cercare di sanzionare a livello di regolamentazione comunale. Abbiamo fatto diversi controlli in questi mesi, l'accertamento che viene eseguito dagli agenti non è evidentemente facilissimo perché deve essere compiuto in attività in borghese, però siamo riusciti ad infrenare un po' il fenomeno contestando a una dozzina di clienti la richiesta del servizio. Ecco, tutto questo è stato possibile anche grazie all'ampliamento, alla modifica del regolamento di polizia urbana. Di che cosa si tratta? Certo, allora la norma è contenuta nel regolamento di polizia urbana, è stato trasposto all'ordinanza del sindacale contingibile ed urgente che il sindaco aveva adottato, quel disposto e quel precetto è stato ripristinato all'interno del regolamento, nel quale viene vietata anche la prostituzione all'interno di veicoli su area pubblica, quindi abbiamo più strumenti a nostra disposizione per poter accertare l'illecito. Controlli che continueranno anche nei prossimi mesi? Sicuramente questa è un'attività che viene compiuta lungo tutta la settimana, sappiamo che il fenomeno esiste e quindi cerchiamo quantomeno di contenerlo nei limiti accettabili, però certamente l'obiettivo sarebbe quello di pulire questa direttrice di marcia, quindi continueremo i controlli per i mesi a seguire, specialmente anche durante il periodo estivo, perché durante le serate più serene che riusciamo che le prostitute vengono all'aperto per poter effettuare il loro servizio, insomma, diciamo così. Ecco, io ringrazio il comandante per essere stato con noi. Da Vicenza è tutto. E sempre da Vicenza, una pensionata di 78 anni, ospite del centro servizi Villa Miari di Sant'Orso, è morta dopo una caduta lungo una scalinata interna. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto l'autopsia. La famiglia chiede sicurezza e chiarezza sulle responsabilità e sulla dinamica dell'accaduto. Avrebbe spinto una porta antipanico e poco dopo è precipitata lungo una scalinata interna del centro servizi Villa Miari di Sant'Orso. Dopo 22 giorni di ricovero all'ospedale San Bortolo di Vicenza è morta la pensionata Luciana Parente, di 78 anni, originaria di Marano Vicentina e ospite della struttura da alcuni anni. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ed ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. L'esame autoptico sarà eseguito dal medico legale Giovanna Del Balzo, mentre come consulente della famiglia, che si è affidata all'avvocato Deborah Squarzon, è stato nominato il dottor Andrea Galassi. La donna era stata colpita da una malattia che negli ultimi tempi le aveva impedito l'uso delle gambe. Per questo era ospite della struttura. L'incidente risale all'8 aprile. La nipote Sara afferma: la nonna, nonostante la sua malattia, aveva ancora tanta voglia di vivere, come aveva anche tanta voglia di tornare a casa. Infatti per questo si era allontanata altre 2 volte dalla struttura e purtroppo questa volta si era allontanata dirigendosi verso le scale, cadendo
e subendo quindi un trauma cranico e delle ferite molto gravi che purtroppo sono state letali. Dal centro servizi Villa Miari parlano di una vicenda dolorosa e assicurano piena collaborazione con la magistratura. Ed ora torniamo invece a Cessalto, a ieri con la tragedia, un vasto rogo nell'abitazione di una coppia di anziani. Riescono ad uscire dalla casa, ma poi la signora rientra per prendere dei ricordi di una vita. Purtroppo ha un malore, si sente male e muore nell'incendio. Il servizio di Marta Marangon. Il rogo è divampato dalla canna fumaria del camino della cucina, estendendosi rapidamente al resto dell'abitazione. Tragedia all'Alba Santa Maria di Campagna, frazione di Cessalto, in una casa rurale in via Bidoggia, dove vivevano due anziani coniugi. È stato il marito, Graziano Dal Cortivo, 84 anni, ad essere svegliato da un botto poco dopo le 5 del mattino. Ha aperto la finestra ed ha visto il fumo che già usciva dal piano di sotto. Assieme alla moglie, Elena Zamunero, 81 anni, è uscito dall'abitazione nel cortile. Erano riusciti a mettersi in salvo entrambi, portando anche il cagnolino. È stato in quel momento però che la signora, vedendo che stavano per andare perduti tutti i ricordi della sua vita, è voluta rientrare per prendere almeno qualcuno degli oggetti più cari che da tanti anni custodiva con cura, un desiderio che purtroppo gli è stato fatale. Arrivata al primo piano, probabilmente si è sentita male a causa del fumo acre che ormai aveva invaso l'abitazione. È entrata in una camera sdraiandosi sul letto e lì l'hanno trovata ormai senza vita i vigili del fuoco. È Laura, una dei 4 figli della coppia, a raccontare il dramma. Mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto che mia mamma ha preso fuoco la casa e mia mamma era dentro e basta. Mia mamma ha sempre fatto tutto per noi e 18 anni fa ha avuto un infarto e 4 anni fa ha fatto 5 angioplastiche. Mio papà non voleva che lei andasse dentro perché voleva andare a vedere dei ricordi e invece lei è andata dentro e lui non riusciva a prenderla perché sono tutti e due, lei 81 e lui 84 e lei ha voluto andare dentro e poi ha sentito un urlo e hanno detto che ha anche i capelli un po' bruciati. Poi la figlia scoppia in lacrime, confortata dai tanti parenti giunti in queste ore a portare cordoglio alla famiglia così duramente colpita. Anche i soccorsi sono stati tempestivi. I vigili del fuoco sono arrivati con 7 mezzi e 20 operatori giunti con diverse squadre da Treviso, Motta di Livenza, Portogruaro e Conegliano. In via Bidoggia anche i sanitari del 118. Per Elena Zamuner purtroppo non c'è stato nulla da fare, una leggera intossicazione da fumo per il marito. Sul posto anche i carabinieri che ora coordinano le indagini sulla tragedia. La casa è andata praticamente distrutta. Dal camino della cucina le fiamme hanno avuto facile presa sul rivestimento in legno delle pareti e da lì si sono estese al resto dell'edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per spegnere il rogo, riuscendo ad impedire che l'incendio si propagasse anche all'abitazione decente. E l'intera comunità di Cessalto è rimasta profondamente colpita dalla tragedia. Fra le prime persone a raggiungere il posto il sindaco Crosato. Io gli ho portato le nostre condoglianze della nostra comunità. Assieme all'assistente sociale e all'ufficio tecnico abbiamo dato la massima disponibilità in tutto quello che possiamo fare per aiutarli nei prossimi giorni, nei prossimi passi. Tra i primi a giungere in via Bidoggia il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, ha voluto portare la vicinanza dell'intera comunità alla famiglia Dal Cortivo, una famiglia numerosa, molto unita e molto nota in paese. Una famiglia conosciuta, il marito era sempre particolarmente allegro, anche i figli, persone per bene che hanno sempre aiutato e sempre anche all'interno della parrocchia, quindi persone estremamente conosciute e volute bene. La tragedia che ha colpito questa famiglia ha scosso profondamente la comunità, anche per la modalità. La signora Elena era già uscita e si sarebbe salvata se non fosse rientrata in casa per cercare di recuperare almeno uno di quei tanti ricordi che serbava con tanto amore e che racchiudevano tutta la storia della sua vita e dei suoi cari. Questo gesto d'amore
le è stato particolarmente fatale. E questo ci lascia anche un monito, quello che una volta di essere fuori un edificio, di rimanere in sicurezza fuori fino a quando non arrivano le forze dell'ordine, i volontari o chi pronto ad aiutarci. Ed ora andiamo subito a Feltre, al Santa Maria del Prato, dove da oggi nel reparto di ostetricia prende corpo la nuova casa del parto. Ce ne parla il nostro Fabio Fioravanti insieme a Stefano Bozzi. Fabio, buongiorno, a te la linea. Grazie per la linea, siamo nell'ospedale di Feltre con il commissario dell'US 1 Dolomiti Giuseppe Dalben, con la direttrice del reparto di ostetricia e ginecologia. Qui siamo in una stanza che esiste da anni, ma la novità di oggi è un'altra stanza dove magari andremo tra poco, che è una novità assoluta non solo per il Veneto ma quasi per l'Italia, perché ci sono poche cose simili. Cominciamo dal direttore. Qui si può partorire, appunto, la vediamo alle nostre spalle, c'è una vasca, ma avete creato un ambiente nuovo. Abbiamo voluto creare l'ambiente il più familiare possibile alla coppia che desidera svolgere un percorso per il parto il più vicino possibile a quello che potrebbe succedere nel parto a casa, ma nella sicurezza dell'ambiente ospedaliero. Ecco, noi ci spostiamo, se Stefano riesce ad andare in retromarcia. Glielo chiedo, guardi, prima da donna che da direttrice, cosa vuol dire per una donna poter partorire come se fosse a casa, perché gli diamo un ambiente simile, ci stiamo entrando, ma con le garanzie che se c'è qualcosa in 10 secondi è in quella che è il reparto, se c'è bisogno, per qualunque evenienza. Ma allora il parto è un evento naturale, quindi chiaramente come donna dico appunto si riprende quella che è la naturalità dell'evento, e poi come professionista è perché comunque i dati della letteratura dicono che partorire con queste modalità aumenta la probabilità del parto naturale, riduce la necessità di fare un taglio cesareo o un'episiotomia, ma anche riduce la necessità di utilizzare tecniche farmacologiche per il controllo del dolore. Quindi sicuramente ci sono dei benefici per la mamma, però mantenendo una sicurezza sia per la mamma che per il bambino, perché anche questo i dati dicono che partorire con questa modalità ha le stesse garanzie di un parto più medicalizzato. Possiamo dire che c'è stata una brutta abitudine di quest'epoca di trasformare il parto in una malattia, nel farlo vivere come una malattia. Beh, insomma, è l'abitudine sì che abbiamo vissuto, stiamo anche vivendo, insomma, no, del momento del parto come un momento, diciamo così, particolare, e a volte anche che dà spunto a pensieri, a riflessioni varie. Qui abbiamo cercato appunto di sfatare questo pensiero, queste riflessioni che possono essere appunto fatte sul percorso nascita e sull'evento parto, attraverso questa modalità di un nuovo percorso organizzativo che vede appunto l'ostetrica impegnata one to one, come si dice, con la puerpera, e che trova nell'ambiente appunto creato familiare quella che è la sua casa, tra virgolette, ecco. Quindi, per salutarci, un parto il più naturale possibile, proprio nel senso di come vuole natura. Sì, proprio come vuole natura, rispettando i tempi del travaglio, lasciando appunto il tempo alla donna di fare tutti i percorsi per arrivare all'evento della nascita, e questo in una sicurezza, in un ambiente comunque dove, nel caso che ci siano delle situazioni che vadano al di là della naturalità, c'è una sicurezza di un supporto eventualmente nel caso di necessità dal punto di vista sia ostetico che neonatologico. E allora, nel salutarvi, ricordiamo che, come ci spiegava prima il direttore, come ci spiegava il dottor Dalben, non è una cosa nel senso buono, invece normale, questo ambiente, perché ce ne sono, mi diceva, in Piemonte, in Toscana e in Emilia, non ce ne sono altri nel Veneto, ma anche in queste regioni che abbiamo citato ce n'è una, non ce n'è una per provincia, quindi Feltre davvero in questo senso per la natalità del futuro è capofila. Ricordiamo che nel primo quadrimestre del 2016 sono nati 210 bambini. E sfatiamo un'altra leggenda metropolitana: l'85% sono bambini di donne italiane, corretto? Sì, corretto, sì. E quindi questo è tutto, grazie per la linea, a voi studio.
Grazie davvero a Fabio Fioravanti, grazie anche a Stefano Bozzi per la parte tecnica, e noi ora invece torniamo a Padova, dove ieri lo abbiamo visto in diretta, l'addio ad Alex Zanardi, campione nella vita ma anche nello sport. Piove quando il feretro di Alex Zanardi arriva nel sagrato di Santa Giustina. Ci sono 2000 persone ad attenderlo, gli ombrelli aperti, l'M-Bike che lo aspetta pronta sull'altare per accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, alla mamma Anna si stringono tutti. Lunghissimo l'abbraccio con loro di Don Marco Pozza. Un silenzio vivo segue la celebrazione. Nel sagrato qualcuno ha in mano un fiore, tutti hanno un motivo per ringraziare Alex, a partire dai giovani atleti di Obiettivo 3. È stata una grande emozione perché avevo già conosciuto lui quando ero in ospedale da un punto di vista sportivo, ma vederlo di persona, conoscerlo di persona è stata tutt'altra cosa, e quindi ho avuto un'illuminazione e mi ha trasmesso già solamente con lo sguardo tantissimo, poi piano piano ancora di più, e tutto quello che ci ha trasmesso ci rimarrà per sempre. L'album di famiglia in mano lo salutano gli amici del paese d'origine della famiglia Zanardi, Castelmaggiore. Conoscevamo bene, siamo di Castelmaggiore, quindi sì. Questo album, che foto? Nel 97 quando ho vinto il campionato in America, giusto era la serata di gala organizzata alla Barilla a Castelmaggiore. Lei che ricordo ha di Alex Zanardi? Abbiamo visto crescere, lui era proprio quello che ha raccontato qua, è una persona eccezionale, niente da dire. C'è anche Roberto Gamba con un cartello che racconta l'uomo Zanardi. Dopo l'incidente del 2001 per primo gli strinse le fascette alle gambe e Alex tornò a correre sui kart nella pista di Campodarsego. Nel 2003, dove lui è stato messo a posto con le protesi e gli dicevano è impossibile che guidi. E invece noi gli abbiamo dimostrato che con le protesi era in grado di gestire il mezzo. Ascolti, quando ha fissato quelle fascette, che cosa aveva paura di fargli male? Adesso il tremore. Io avevo paura di fargli male, ma lui ha detto stringi perché ho i piedi, le scarpe di plastica. E poi è partito? E dopo è partito, per mezz'ora ha sempre corso. Le note di combattente di Fiorella Mannoia e poi della canzone scritta da Vecchioni in suo onore scuotono il sagrato dove tutti aspettano l'uscita di Alex Zanardi, un abbraccio interminabile che tocca nel profondo. Alex Zanardi lascia il sagrato tra gli applausi e la commozione dei presenti. La moglie Daniela e il figlio Niccolò, mentre smette di piovere, ringraziano di un affetto che si è sentito vibrare per un padre, un marito, un grande uomo. Vi amo tutti, grazie, ciao, grazie di cuore. Commosso di questa vicinanza. Grazie di cuore a tutti, davvero, grazie. Siete immensi tutti, anche non tutti noi. Grazie a tutti, voi. Grazie davvero di cuore, grazie. Ed ora andiamo subito a Venezia, la Biennale sta per parlare Buttafuoco in una conferenza stampa con la seconda lettera di contestazione dell'Unione Europea alla Biennale per il caso della Russia. Sentiamo. In modo sostengono il lavoro della Fondazione La Biennale di Venezia e dunque grazie alla città di Venezia, ma voglio dire oggi in particolar modo grazie a ogni singolo veneziano. Grazie a ogni singolo cittadino di questo territorio e quindi grazie alla Regione del Veneto, grazie alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Venezia e grazie ai nostri vicini di casa, ovvero la Marina Militare. Un ringraziamento ovviamente va a Bulgari, partner esclusivo della manifestazione, e a Illy Caffè, main sponsor. E ringrazio tutti gli sponsor, American Express, Bloomberg,
Vela Venezia Unica e 4 Gatti Gin. Un grazie va alla RAI Media Partner che segue la manifestazione da oggi fino a novembre con un'offerta dedicata in TV, alla radio e sul web. Ringrazio i donor, gli enti, le istituzioni internazionali importanti nella realizzazione della Biennale Arte 2026. Grazie a Ottavia, grazie a Ottavia Piccolo. Ancora un applauso. Che ha restituito i versi venezianissimi di un grande, il Massimo, poeta che nel nostro orizzonte, nell'orizzonte a noi contemporaneo, racconta soprattutto Venezia. E grazie e salutiamola nel cielo del misericorde dov'è adesso Coio Cuo. E grazie a tutti voi del team, straordinari, custodi, testimoni, interpreti di un lavoro preziosissimo e unico, rivolto al futuro, qual è quello di Coio. E grazie ancora una volta, ma credetemi è una cosa che lo faccio ogni giorno, a tutti quanti nella Fondazione La Biennale lavorano giorno dopo giorno per tenere alta l'immagine, la storia e la sostanza di 130 anni di storia, grazie ai miei colleghi. Andare avanti, avere audacia, sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomanda il Presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci. Sergio Mattarella, il Capo dello Stato cui dobbiamo riconoscenza e rispetto, ha detto chiaramente ai David di Donatello qual è il mandato del lavoro artistico-culturale: libertà e audacia. Ho visto scorrere un titolo nelle All News: siate liberi e audaci. Ebbene, eccoci. Se le autorità politiche fossero ridotte al rango di furerie, dove, intendendosi a sbuffi, le ingerenze arrivano poi a piegare la solidità delle istituzioni, le istituzioni culturali, oggi avremmo un altro esito. Magari lo avremo domani o dopodomani, ma il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha una precisa domanda. La domanda delle domande sulla partecipazione della Russia alla Mostra internazionale d'arte, una domanda fatta dal Corriere della Sera, ha detto: la Fondazione La Biennale di Venezia è autonoma. Ha fatto la doverosa premessa: non sono d'accordo, ma. E proprio quel ma, da par suo, e io la ringrazio, proprio in quel ma ha confermato sgargiante e definitiva la libertà e l'autonomia, e quindi la libertà e l'audacia, che sono alla radice dello iure, la civiltà del diritto, che è quella dottrina di cui Sergio Mattarella, il Capo dello Stato, è maestro. Lo iure, la civiltà del diritto, che è cosa ben diversa dagli statuti etici, dove la legge è uguale per tutti, sembra essere deformata in una sorta di sabba
regolatorio dove la legge è uguale per tutti, diventa per tutti quelli che la pensano come noi, per come vogliamo noi. Ma c'è lo iure, la civiltà del diritto, che nessuna fantagiurisprudenza può trasformare. Signore e signori, gentili ospiti, giornalisti, artisti, curatori, amici, vedete, c'è un'immagine che mi accompagna in questi giorni, il dito che indica la luna, ed è un'immagine antica, persino abusata, è un luogo comune, però torna necessaria, perché il rischio, ancora una volta, il rischio è sempre quello di fermarsi al dito, cioè alle polemiche, alle appartenenze, alle pressioni, ai singoli casi, e in tutto questo smarrire la luna. Ed è quel che davvero ci riguarda questa luna, e cioè il mondo così com'è, il mondo nella sua verità tragica, mai come in questo tempo, ed è la condizione della guerra globale. La storia bussa alle porte della vita quotidiana di tutti noi, figurarsi se non va a bussare alle porte solide di 130 anni di storia della Fondazione e la Biennale di Venezia. E oggi arriviamo a questa apertura dopo aver attraversato settimane complicate, vorrei dire giornate complicate, sto dicendo ore complicate, momenti complicati, e sono discussioni accese, richieste di esclusione, prese di posizione che spesso hanno preceduto l'ascolto. Se c'è qualcosa che mi meraviglia, parlo a Umberto Vattani, che è autorità in questo senso, che tutto questo mondo che deriva dalla rivoluzione francese, dall'illuminismo, dal laicismo, dal voler trovare la formula perfetta della democrazia, si sia capovolto nel suo esatto contrario, un laboratorio di intolleranza e di richieste, di censure, di chiusure e di esclusione. Ma dunque avete sentito le parole del presidente della Biennale di Venezia, Pierangelo Buttafuoco. Ovviamente torneremo a parlare di quanto sta dicendo in questo momento in conferenza, e sentiremo poi anche questa sera nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 per il Veneto e dalle 19 nel telegiornale di Venezia sul caso della Russia, che tanto sta continuando a far discutere non solo a Venezia ma in tutto il mondo, in tutta Italia. Noi continuiamo con la cronaca, poi andiamo in pubblicità. È stata rintracciata in Florida, dove si troverebbe in stato di fermo Elisabetta Ferretto Tai, l'ex modella di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa dopo il suo rientro negli Stati Uniti. Si trova in Florida in stato di fermo Elisabetta Ferretto Tai, l'ex modello originaria di Montagnana, da 20 anni residente negli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa dai carabinieri della compagnia di Este dopo gli accertamenti avviati a livello internazionale dalle autorità italiane in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia. L'ex modella ha contatti costanti con l'Italia, con i genitori e il fratello che vivono a Montagnana. Tornata negli Stati Uniti dopo aver fatto visita a parenti e amici, di lei non si avevano notizie dal 22 aprile fino alle rassicurazioni arrivate ieri. Un sospiro di sollievo, anche se per ora non sono note le cause del fermo dell'ex modella, ora cinquantenne. Un profilo pubblico, quello di Elisabetta Ferretto Tai, che nel 2019 era stata coinvolta nelle vicende legate a Jeffrey Epstein, avendo denunciato le molestie subite da quest'ultimo dopo essersi avvicinata a lui tramite ambienti legati al mondo della moda. Ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio con degli ospiti.
Siamo tornati nuovamente in diretta, sempre in studio. Vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto. Franco Giacomin, presidente sezione ANA di Treviso. Intanto buongiorno, grazie per essere qui. E Sergio Furlanetto, gli Alpini di Treviso, capogruppo di Nervesa Bidasio. Buongiorno. Buongiorno. E facciamo subito vedere, abbiamo aperto questa edizione con il 50° del terremoto del Friuli. Andiamo a vedere tra gli appuntamenti del terremoto del 1976, iniziative tra il Destra Tagliamento e la provincia di Unita. A Pinzano, cerimonia con il treno storico e le autorità, mentre a Gemona ovviamente sono attesi 10.000 fedeli con il cardinale Di Matteo Zuppi. Il treno degli Alpini della ricostruzione è uno dei momenti più importanti e emozionanti per quanto riguarda le celebrazioni del 50° del terremoto. Siamo in una parte del territorio regionale dove il terremoto ha distrutto moltissime abitazioni, ma anche la stessa stazione, e quindi è un momento particolare. Continuano le celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto del 1976 nella Destra Tagliamento, con particolare attenzione a Pinzano al Tagliamento, tra i comuni pordenonesi più colpiti per numero di vittime e danni. Nelle scorse ore alla stazione del paese è arrivato il treno storico partito da Treviso. L'occasione ha fatto da cornice una cerimonia organizzata insieme al gruppo Alpini di Pinzano, alla presenza del presidente nazionale degli Alpini e del vescovo Giuseppe Pellegrini, che ha celebrato la funzione religiosa. Presenti anche numerose autorità civili e militari. Il corteo, inoltre, è stato accompagnato anche dalla Filarmonica di Valeriano. La nostra comunità 50 anni fa hanno sofferto le persone e hanno sofferto soprattutto, oltre a chi ha perso i cari, anche quanti hanno perso tutto quello che avevano. Le iniziative però non riguardano solo la Destra Tagliamento, anche la provincia di Udine si prepara alla ricorrenza con un calendario fitto di appuntamenti. A Gemona del Friuli, domenica 3 maggio alla caserma Goi Pantanali è attesa la messa con il cardinale Matteo Zuppi, con la partecipazione prevista di circa 10.000 fedeli. In quell'occasione l'evento sarà seguito dalla nostra emittente a reti unificate a partire dalle 14. E dunque Sergio Furlanetto è un testimone di quello che è accaduto a Pinzano, perché lei era lì. Sì. Era lì 50 anni fa. 50 anni fa ero lì come volontario, in quanto avevo già finito il servizio militare l'anno prima, avevo fatto il servizio 74-75, e quando c'è stato da partire non potevo dir di no, sicuramente. Siamo stati su come circa dalla sezione di Treviso circa 400 alpini nelle varie settimane da giugno a settembre, e eravamo alloggiati in una casernetta in fondo valle dove passa anche la ferrovia tra la provincia di Pordenone, Pinzano e la provincia di Udine, e in questa casernetta che era una difesa di fondo valle della fanteria, casernetta che sono andato a rivedere in questi giorni, che sono stato su per il 50°, dove dentro la casernetta avevamo gli uffici, i materiali eccetera. Davanti avevamo costruito una tettoia per mangiare e dietro la casernetta avevamo un capannone con le brande della naia per dormire. Che effetto le ha fatto rivedere questa caserma? Sono stato contento e sono andato a parlare nel pomeriggio con il sindaco di Pinzano per dirgli le mie osservazioni sulla caserma, e lui mi ha detto: guarda che abbiamo già i soldi in mano, ho un progetto, e il giorno dopo ha esposto il progetto che recuperano questa struttura rendendola utile per il paese sostanzialmente. E poi lì ho girato un po' a vedere, perché io avevo girato molto anche all'epoca quando ero là, in quanto mi avevano dato un alpino di leva con il camion, e assieme a un altro alpino come me invece volontario andavamo giù a Martignacco verso Udine, dove c'erano i magazzini di materiali. Andavamo a prendere i materiali e andavamo a portarli dove avevamo i muratori che lavoravano, perché la zona lì che hanno assegnato a noi col cantiere numero 10, Pinzano, Vitodasio, Sequals, le case moltissime erano recuperabili, e quindi il fatto che noi avevamo parecchi muratori, il nostro lavoro è stato questo: andavamo a prendere, portavamo i materiali e loro recuperavano tetti, muri e quant'altro.
E poi purtroppo con il terremoto di settembre, quello successivo, Pinzano al tagliamento no, ha anche retto tutto quanto, invece è successo al contrario di maggio, c'è stato il paese di Sequals invece che è stato notevolmente colpito dal terremoto, quello di settembre. C'è un ricordo particolare che le è rimasto nel cuore di quei giorni, di quei momenti? I ricordi sono vari, alcuni anche un po', per esempio un paio di sere che siamo usciti per svagarci un po', abbiamo attraversato, siamo andati di là in provincia di Udine, Ragogna, mi pare che è il paese subito dopo, e siamo entrati in un bar che per arrivare dalla porta al banco abbiamo fatto lo slalom tra i tronchi che sostenevano il soffitto, tanto per dirne una. Poi lì, quando andavi in giro a consegnare i materiali, velocemente parlavi un po' con la gente, ti salutavi così. E ho trovato nella frazione di Campeis un ex collega, che lui era come sottotenente delle trasmissioni al comando della brigata alpina Cadore, che io ero andato al quartier generale per inquadrare le compagnie Reute, e in occasione del terremoto l'anno dopo ci siamo ritrovati a casa sua e ci siamo salutati. Poi non ci siamo mai più visti né sentiti. Quest'anno, dopo 50 anni che sono andato su, ero stato su anche col 40esimo, io dire il vero, ho detto aspetta che vado a cercarlo, adesso lo trovo. E l'ho trovato, quindi ci siamo ritrovati dopo 50 anni e abbiamo passato un'oretta e mezza assieme, raccontandoci un po' di storie. Passano gli anni, ci sono vari eventi, ma gli alpini ci sono sempre. Sempre, gli alpini ci sono sempre. Allora, come ricordava Sergio, 400 sono stati gli alpini della nostra sezione che si sono adoperati, si sono messi a disposizione. Purtroppo il tempo passa, attualmente più della metà sono, come diciamo noi, andati avanti, però il ricordo di tutti quelli che hanno operato è ancora grande e noi ci siamo e ci saremo sempre ancora. E ci sarete soprattutto perché fra poco siamo vicini alla 97esima adunata nazionale degli alpini che si terrà a Genova. Giacomin, certo. Pronti per la partenza? Pronti, qualcuno di noi, anzi più di uno sicuramente si è già mosso per raggiungere Genova e siamo convinti che sarà come sempre una bella adunata. La nostra sezione con 87 gruppi sarà sicuramente rappresentata. Speriamo, almeno come a Biella, di avere 1 migliaio di alpini presenti alla sfilata di domenica. Da certo. Treviso in quanti? Che numeri ci saranno? Da Treviso come sezione circa 1 migliaio, poi se aggiungiamo gli alpini delle altre sezioni trevigiane, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Conegliano, sicuramente arriveremo ai 3-4 mila alpini. Certamente è la 6ª adunata che si svolge a Genova, l'ultima 25 anni fa. In 25 anni sono cambiate tante cose, tra cui anche gli spazi disponibili perché gli alpini possano accamparsi, e questo rende difficile anche questa operazione, però nonostante questo comunque la nostra presenza sarà importante. E noi seguiremo in diretta, ovviamente come sempre, perché non molliamo mai gli alpini, seguiremo in diretta questa 3 giorni e soprattutto la giornata di domenica dove ci sarà lo sfilamento. Lei sarà presente, sì? È certo che sì, io tra l'altro mi sono mosso per tempo e tramite gli amici della sezione di Valdagno con il mio gruppo siamo ospitati a bordo di una nave in porto. Bellissimo. In mezza pensione. Quindi anche una cosa diversa rispetto. Certo. Gli alpini in nave non li abbiamo mai visti ancora. No, c'è il ricordo del Galilea, sì. Dei tempi della seconda guerra, però alpini in nave alla dunata credo di sì, che sia forse la prima volta, non so se altre. Che mi ricordo io dal 76 in poi che vado alle adunate, non mi ricordo. No. Che adunata sarà questa? Beh, come sempre è il segno dell'amicizia, condivisione. Noi vogliamo testimoniare col nostro operato, che non è solo quello della presenza radunata, ma che dura tutto l'anno, la presenza rispetto alle nostre comunità. Quindi la disponibilità nel fare, siamo abituati a fare e a parlare poco. E questo, diciamo, è un po' ci contraddistingue. E noi su questo dobbiamo esserci e rimanere, quindi testimoniare,
proporre anche un modo di essere che chiaramente, come dire, attraverso anche il contributo che si dà nelle scuole, le tante iniziative sul territorio, ma soprattutto anche verso i giovani, il coinvolgimento dei giovani nella protezione civile, sono tutti passaggi che ci permettono di dare testimonianza, ma anche proporre un modo di porsi, di essere, chiaramente con la base, il criterio base di tutti, e cioè il rispetto reciproco. Certo. Senta, io vi farei vedere anche il servizio di ieri del nostro Lucio Zanatto, dove si parla di una edizione con qualche problema a partire dai muli che almeno dalle Salmerie di Vittorio Veneto non partiranno verso la città della Lanterna. Vediamo il servizio, poi magari lo commentiamo insieme. Notizia di questa mattina, non ci saranno nemmeno le salmerie. Problemi burocratici, non voglio fare nessuna polemica con nessuno, però sta di fatto che non ci sono i permessi per poter ospitare i nostri 6 muli a Genova. Nessun erede di Roso alla Dunata Nazionale di Genova. Grande rammarico Vittorio Veneto per questa decisione legata alla burocrazia ligure, che però non impedirà comunque ai conducenti di sfilare domenica prossima. I muli rimarranno a Vittorio Veneto, mentre i conducenti, gli sconci come cosiddetti, saranno comunque e sfileranno con noi. Ma purtroppo non è l'unica cattiva notizia che arriva dalla sezione vittoriese per una marcia di avvicinamento alla città della Lanterna che decisamente non parte bene. Non parte bene perché i cori non avremo nessun concerto di cori ufficiali, perché hanno rinunciato ad arrivare a Genova per problemi logistici. Non c'erano posti letto, non c'erano posti branda. Poi quando sono spuntati all'improvviso i posti branda, ormai era troppo tardi e loro avevano rinunciato agli appuntamenti che avevano. Ma gli alpini vittoriesi sono comunque determinati a rappresentare la sezione nella 3 giorni della Dunata e in particolare a sfilare domenica dalle 10:30 con le altre penne nere del nord-est. Sfileremo ovviamente, saremo circa 250 alpini che dai conti fatti, dal preventivo che ho fatto, 250 alpini più al seguito accompagnatori, insomma 400 persone della mia sezione arriveranno a Genova. E se la 97esima adunata si preannuncia complicata, il cuore alpino ai piedi del Cansiglio batte già per la Triveneta di Gemona di metà giugno. È una Triveneta molto importante perché cade nell'anno del 50° del terremoto del Friuli, quindi a Gemona si stanno programmando e facendo delle cose in grandi, quindi noi siamo già proiettati verso quella data. Dunque Presidente, non ci saranno, è un simbolo degli alpini, li abbiamo sempre visti, i muli, è difficile non pensare a questo. È assolutamente così, purtroppo come ricordava il Presidente di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, il problema sta proprio anche nella logistica e quindi effettivamente Genova rispetto a tanti anni fa è cambiata in tanti aspetti e quindi questo non facilita, non aiuta. D'altra parte spostare dei muli non è semplice e quindi diciamo che è comprensibile anche le difficoltà oggettive che ci sono. Probabilmente speriamo che si possa riprendere la presenza dei muli a partire dal prossimo anno con la Dunata di Brescia. Ecco appunto, e quindi l'annunciamo, insomma, la Dunata si sposterà a Brescia il prossimo anno, però sarà sempre una Dunata con insomma le penne nere, l'allegria, la festa, la grande festa e soprattutto i tanti cittadini che abbracciano davvero sempre gli alpini. Sì, per quel che riguarda me personalmente, sicuramente sarà così per tutti, per quel che riguarda me personalmente ho anche un rapporto particolare con alpini bresciani, perché io da 28 anni sono responsabile del recupero storico delle opere della Grande Guerra sul Passo Falzare, la Gazzuola Salistia, eccetera, e ho un gruppetto di alpini che viene su a collaborare dalla provincia di Brescia. Quindi c'è ancora più un'unione importante. E tant'è che quest'inverno mi hanno invitato ad andare giù e sono andato a fare lezione sugli alpini, la protezione civile, eccetera, eccetera, nelle scuole elementari e medie giù da loro, e adesso mi aspettano per fine giugno che i ragazzi dovrebbero fare una mostra di disegni che hanno fatto sulla base delle cose che sono andato io a raccontargli, per cui sicuramente ho un rapporto privilegiato, diciamo, con gli amici bresciani.
Allora, io vedo sullo schermo il nostro Lorenzo Maier al Biennale di Venezia, l'abbiamo sentito una parte del discorso del presidente della Biennale Buttafuoco, sentiamo ora Lorenzo, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, buongiorno a te e ai nostri telespettatori, buona giornata, siamo qui dal Teatro Piccolo dell'Arsenale con davvero un ospite d'onore, Ottavia Piccolo, che ringraziamo e grazie per essere con noi Ottavia. Allora, intanto ha aperto questa conferenza stampa di presentazione che è un po' un inedito con dei versi bellissimi di Ezra Pound. Sì, ho pensato che fosse un modo per dire a tutti: abbassiamo le penne e parliamo di pace, parliamo dell'essere umano e parliamo di qualcuno che deve ascoltare gli altri. E mi sembra che il discorso di presentazione del presidente Buttafuoco è stato proprio in questo clima. La Biennale è un luogo di cultura, di libertà e di pace soprattutto, come Venezia. Ha parlato poi molto chiaramente Buttafuoco, non ha rilasciato interviste Daniela, ma dal palco ha cesellato molto bene quello che intende anche rispetto alla Biennale. Che sensazioni ha portato questo discorso secondo lei? Ma secondo me appunto ha voluto chiarire che la Biennale non deve escludere, che deve includere, come ha sempre fatto Venezia. Cioè questo parallelo tra la Biennale e la storia di Venezia mi sembra, e la storia della Biennale ovviamente, mi sembra molto importante e questo tutta la confusione che si è creata intorno alle sue decisioni trovo che sia stato soltanto un fare nebbia, quando invece avremmo bisogno di luce e di chiarezza. Sono d'accordo che la Biennale è un luogo particolare che deve guardare semplicemente all'arte che è dappertutto. Ci sarà una soluzione, secondo lei? Si ricomporrà un po' il quadro? Non ne ho idea, sinceramente non mi sento di dire, però chi viene a vedere poi la Biennale capirà, credo, il senso delle cose che ha detto il Presidente. Benissimo, allora grazie a Ottavia Piccolo per questo invito che è anche un po' il cuore della mostra, allora lasciamo che sia l'arte a parlare. Esattamente, è quello che vogliamo tutti. Daniela, se non hai domande dallo studio ringrazio Ottavia Piccolo e ti restituisco la linea. Grazie davvero a Lorenzo Maier e Simone Merlo per la parte tecnica. Noi invece torniamo in studio e torniamo con gli alpini. Ieri prima abbiamo sorriso perché insomma Piccolo diceva abbassiamo le penne, non parlava delle penne nere ovviamente, però insomma ci aveva fatto sorridere. Invece alziamo le penne perché insomma manca davvero pochissimo. Quando partirà lei? Beh, io partirò venerdì mattina, meglio venerdì mattina sarò a Genova per tornare lunedì. Ma insomma so che tanti dei nostri alpini iscritti già in questi giorni, oggi, domani, si muovono per raggiungere Genova. Che adunata sarà questa secondo lei? Beh, io penso che sia una donata che ricalca per alcuni aspetti quello che è il nostro modo di porsi, quindi presenza forte, segnali senza tanto clamore ma importanti di continuità, di ricordo, di memoria, ma anche con uno sguardo verso il futuro e in particolare verso i più giovani, i ragazzi. Prima accennavo al lavoro che viene fatto non solo dalla nostra sezione ma da tante sezioni nei confronti dei ragazzi. Quest'anno l'ANA, quindi l'Associazione Nazionale, attiva 15 campi scuola per ragazzi dai 16 ai 24 anni e quindi 2 di questi campi peraltro sono particolari perché uno si rivolge ed è gestito anche dalle truppe alpine, in qualche modo propedeutico poi a chi desiderasse entrare nell'esercito, e l'altro campo invece che si concentra sull'attività e sulle capacità dell'ospedale da campo dell'Associazione Nazionale Alpini. Questi sono i 15 campi scuola ANA, mentre a Treviso a partire dalla fine di giugno ai primi di luglio per una settimana avremo i ragazzi più piccoli dai 13 ai 15 anni a Pederobba,
dove con l'egida e anche l'indicazione del Dipartimento della Protezione Civile verranno affrontati argomenti che riguardano la protezione civile, ma non solo. Saranno accompagnati a delle passeggiate, verrà fatta una formazione chiaramente tagliata per quell'età su vari aspetti, e questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Presidente, quanto è importante dialogare con i giovani? È fondamentale perché i giovani rappresentano ovviamente il nostro futuro, e quindi trovare anche i meccanismi di dialogo che devono essere diversi da quelli che normalmente i giovani purtroppo usano con troppa assiduità, quindi gli smartphone piuttosto che i computer, cioè parlare direttamente, vedersi in faccia, comunicare, quindi non solo con le parole ma anche con i gesti, aiuta a trasmettere quello che noi vorremmo proporre, quindi un messaggio di solidarietà, di amicizia prima di tutto, e di rispetto reciproco. Funanetto, gli alpini sono futuro, ma sono anche memoria. Sicuramente c'è e l'abbiamo visto nel 50° anniversario del Friuli. C'è molta memoria a partire, ma da ancora prima, perché noi, come dicevo prima, vado per le scuole anche a fare lezione, e si parte appunto da molto prima, dalle vicende purtroppo tristi, belliche, che sono stati costretti i giovani alpini di quegli anni, di allora, sia in Africa, in Albania, in Russia, nella prima guerra, nelle nostre montagne e così via. E quindi c'è molta memoria. Io, come dicevo prima, sto da 28 anni con questo, lavorando per recuperare le opere della memoria sulle Dolomiti, e guarda caso è una cosa secondo me molto interessante, perché in quelle zone lì il turismo è di molto aumentato, la gente che viene a camminare, che invece di andare a zonzo senza nessuna meta trovano dei percorsi fatti, risistemati, con tutte opere ricostruite e tutto quanto, quindi c'è memoria. Dall'altra parte c'è tutto il problema per il futuro, che è tutto da pensare. L'area nazionale si è incaricata di vedere un progetto per il futuro associativo, in quanto con la fine della leva del 2005 ci sono quei pochi alpini di carriera, io li chiamo così. Certo. Tra l'altro anche quelli che conosco, bravi ragazzi, perché per esempio io vado, dopo il servizio militare, fatto scuola militare di Aosta e la brigata Cadore, poi dopo 10 anni sono stato da richiamato alla Giulia, e allora vado su quando fanno la festa del battaglione Tolmezzo, e ho scoperto che tutti gli alpini in servizio di quella caserma hanno costituito un gruppo alpini e collaborano col gruppo alpini lì di Venzone. Quindi c'è tutta questa storia del futuro, cosa fare con i giovani, anche quelli che non sono alpini, perché noi gruppi abbiamo costruito sedi, messo insieme materiali di protezione civile, eccetera, eccetera. Queste cose dobbiamo lasciarle a qualcuno, non devono da disperse. Assolutamente. Per cui ci interessa molto riuscire a coinvolgere giovani interessati a continuare e a portare avanti quello che noi abbiamo costruito. Noi siamo al termine, vogliamo lanciare un appello. Chi non riesce ad andare a Genova incollati al televisore, perché è bellissimo vederli sfilare? L'appello è quello di seguirci nei mezzi di comunicazione che sicuramente saranno attivi per quella giornata, ma anche chi non può, il pensiero sono sicuro che sarà rivolto a chi sfila anche per loro a Genova. Peraltro la nostra sezione porterà proprio a Genova uno striscione che richiama il concetto chiave della nostra presenza. Quindi alpini, faro dell'Italia e per la solidarietà e la pace. È con questo che è un bellissimo messaggio. Noi chiudiamo questa prima edizione. Ringraziamo Franco Giacomin e Sergio Furlanetto per essere stati con noi, e li riavremo qua ancora dopo questa donata per parlare proprio di quelle immagini che vedremo in televisione e che vedranno i nostri colleghi proprio dal vivo. Quindi grazie davvero, ringrazio anche Alessandro Granziera e Antonio Poll per averci seguiti, 2 registi. Vi do appuntamento per la prima edizione a domani. Grazie, arrivederci.